Passiamo ai ragazzi delle superiori. Rosà vince il terzo premio. È stato l'oro olimpico Federica Pellegrini a consegnare l'ultimo riconoscimento conquistato dall'ente di formazione Irigem di Rosà, premiato a Verona nell'ambito del concorso Disegna a fumetti la carta etica dello sport. Concorso indetto dall'assessorato allo sport della regione del Veneto, l'UMPLI, Comitato regionale delle Proloco, e l'ufficio scolastico regionale del MIUR. Il premio è stato assegnato agli studenti del corso per operatore grafico, indirizzo multimedia, come si legge nella motivazione, per l'elevato livello tecnico e artistico delle storie a fumetti, che evidenzia una padronanza del linguaggio grafico finalizzato al racconto della carta etica. È stato un tema molto interessante, quello della carta etica dello sport, perché i ragazzi hanno avuto modo di studiare delle tematiche riguardanti i diritti di tutti a praticare lo sport e i doveri che hanno nei confronti dei loro compagni, e abbiamo cercato poi di realizzare un fumetto grafico che potesse dar vita alle parole che avevano scritto attraverso la loro storia. La scelta degli studenti di Irigem è ricaduta sull'articolo 2 della Carta, incentrato sul diritto di tutti a praticare lo sport secondo le proprie aspirazioni e capacità, senza alcuna distinzione d'età, sesso, nazionalità, lingua, religioni, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Dal bar al ring, il titolo del racconto illustrato dai ragazzi. Sean, un ragazzo afroamericano, si incammina nel corridoio di scuola e tutto d'un tratto vede un manifesto che riguarda l'audizione sulla possibilità di entrare nella squadra di pugilato della scuola. Escluso dalla palestra perché di colore, deriso e picchiato dai compagni di scuola, Sean riuscirà a riscattarsi grazie al racconto del nonno, ex pugile professionista. Il concorso per gli studenti di Irigem si è rivelato un'importante lezione di vita ed un'esperienza unica. A premiarli infatti è arrivata Federica Pellegrini, che ha voluto lasciare questo messaggio a chi vuole praticare uno sport. Di farlo se c'è una passione alle spalle, comunque di farlo a prescindere, perché comunque lo sport fa bene, e questo spero che insomma tanti facciano sport sempre di più.